Era un figlio che era, non te figlio, che non poteva mai dire niente. Qua- Una- Quando avevo bisogno, c'avevo disposizione. E soprattutto con gli amici, e questo è un suo amico, che penso che può considerarlo come un fratello, perché era sempre con lui, aveva bisogno, era sempre con lui. C'era tempo, veniva a dare una mano a me, o veniva con lui, se no lui era sempre con tutti. Non ci sono parole, ma solo lacrime e disperazione. Alessandro Sartor, amato da tutti e sempre disponibile, ora non c'è più. Il papà parla di quel figlio che tutti avrebbero voluto avere, pronto ad aiutare il prossimo. Impegnato nel volontariato, lavorava e aiutava la famiglia. Era stato lui, assieme agli amici, a sistemare il bar e le strade per il tanto atteso Giro d'Italia. Adesso stanno preparando per il passaggio al Giro d'Italia. Festeggiamo oggi, per domani aveva la sua maglietta su rosa, aveva partecipato, aveva, oltretutto che ho saputo stamattina, aveva preparato tutte le biciclette in legno là in compensato che ha messo su per Tove, non so se sono ancora esporte, state a vedere, le aveva preparate lui quelle. Era uno proprio solare, diciamo che per lui. Una persona amata da tutti, ce lo descrivono così. Non aveva nemici, non aveva. Era amata da tutti e stimata. Ma soprattutto Alessandro era una persona tranquilla, mai un litigio con nessuno. Non è mai venuto a casa con un livido perché avesse baruffato qualcuno, mai niente, basta. E volevo che le cose fossero sempre fatte e regolate, non faccio tanto per fare. Lui voleva le cose finite, che tutto regolate come ha fatto con me, anche lui voleva le cose giuste. La mamma Maria Teresa non ce la fa a parlare, troppo dolore. Papa Giorgio vuole far sapere quanto il figlio era amato e lo dice con due parole. Lui era di tutti.